Nell'autunno del 2012 il governo ha adottato una normativa per sostenere la nascita e la crescita di imprese innovative ad alto valore tecnologico, le cosiddette start-up innovative. Ci stiamo riferendo alla sezione nona delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative degli articoli 25 e seguenti della legge 221 del 2012. Queste imprese godono di benefici nel caso in cui soddisfino alcuni requisiti, che di seguito elencheremo, e si iscrivano alla sezione speciale del registro delle imprese. In questa video lezione cercheremo di capire meglio quali sono i requisiti affinché un'azienda possa essere riconosciuta come startup innovativa, ma soprattutto le agevolazioni e gli incentivi connessi a questa forma di denominazione. Iniziamo ad esplicitare i requisiti. Il primo requisito è sull'oggetto sociale. Le aziende devono avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente della propria attività lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Questo significa che nel nostro atto costitutivo, nella descrizione dell'oggetto sociale, ovvero nella descrizione delle attività aziendali, dovrete fare attenzione a sottolineare il carattere innovativo delle attività. Passiamo al secondo requisito, il requisito di costituzione. Le aziende possono essere di nuova costituzione o, se già costituite, devono essere attive da non più di 48 mesi. In questo caso il legislatore permette alle aziende che non possiedono fin da subito i requisiti per essere riconosciute startup innovativa di maturarli in un periodo di tempo predefinito. Passiamo ora al terzo requisito, il requisito di fatturato. A partire dal secondo anno di attività devono avere un totale del valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio approvato, non superiore a 5 milioni di euro. Passiamo adesso al quarto requisito, sulla distribuzione degli utili. Il quarto requisito è quello sulla distribuzione degli utili. Le start-up innovative non devono aver distribuito utili dall'anno della loro costituzione, né devono distribuirli per la durata del periodo agevolativo, la cui durata è prevista in massimo 4 anni. Questo non significa che non potranno essere previsti compensi amministratore o retribuzioni per i soci lavoratori, ma il legislatore, in ottica di crescita consapevole e competitiva della startup, evidenzia come gli utili debbano essere reinvestiti in azienda. Il quinto requisito, invece, è quello sul centro di interessi. Le aziende, per essere riconosciute startup innovativa, devono stabilire la sede principale dei loro affari in Italia. Il sesto requisito è il requisito di derivazione. La startup non deve essere costituita per effetto di un'operazione di scissione, fusione, né a seguito di cessione di ramo d'azienda. In questo modo il legislatore ha voluto identificare con il termine startup innovativa un'entità effettivamente nuova, senza metriche pregresse e che necessiti effettivamente di agevolazioni e facilitazioni, partendo dal presupposto che invece le aziende che hanno già contatti o esperienza pregressa non necessitano di tutti gli incentivi dedicati. Mentre questi 6 requisiti sono obbligatori, esistono poi 3 requisiti alternativi. Alternativi nel senso che la startup deve possederne almeno uno dei 3. Il primo requisito alternativo sono le spese in R&D, quindi in ricerca e sviluppo. La startup deve sostenere spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggiore tra il costo e il valore della produzione del proprio conto economico. Per legge sono escluse le spese per l'acquisto o la locazione di immobili, mentre sono ammesse le spese di sviluppo precompetitivo. Per esempio, la sperimentazione, la prototipazione e lo sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione, solo quelli forniti da incubatori certificati, e i costi lordi di personale interno e consulenti esterni, dedicati ed impiegati nelle attività di R&D, inclusi anche i soci fondatori. Inoltre, sono ammesse anche le spese legali connesse alla registrazione e protezione della proprietà intellettuale. Elenchiamo adesso il secondo requisito alternativo, quello sul personale qualificato. La startup deve avere o 1/3 della forza lavoro complessiva in possesso di titolo di dottorato di ricerca o 1/3 di laureati che però svolgano da almeno 3 anni attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, sia in Italia sia all'estero. In alternativa, almeno 2/3 della forza lavoro complessiva deve essere in possesso di laurea magistrale.
Segue adesso il terzo requisito alternativo, quello sulla proprietà intellettuale. La startup deve essere titolare o depositaria di un brevetto o deve aver registrato alla SIAE il codice di un'app, di un sito web o di un software. Questi erano i 3 requisiti che la startup innovativa deve possedere in alternativa. L'iscrizione come startup innovativa nella sezione speciale del registro imprese viene effettuata attraverso un'autocertificazione in cui si dichiara di possedere i 6 requisiti iniziali e almeno uno dei 3 alternativi. Ma perché essere startup innovativa? Una volta analizzati i requisiti, passiamo a capirne i vantaggi e gli incentivi. Dapprima ricordiamo gli incentivi dal punto di vista economico. Ci sono un insieme di costi ridotti legati all'avvio di impresa. Per esempio, le start-up innovative sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria, dovuti per tutti gli adempimenti relativi all'iscrizione nel registro imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio. Inoltre, è previsto con decreto del 28 luglio 2014 da parte delle imprese la richiesta del credito di imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato. Il credito d'imposta è pari al 35%, con un limite massimo di 200.000 euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato. Di chi? Di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario, conseguito presso una qualsiasi università italiana, o di personale in possesso di laurea magistrale, in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato anch'esso in attività di ricerca e sviluppo. Gli incentivi all'investimento in start-up innovative. Gli investitori privati, i cosiddetti soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% dei conferimenti effettuati, fino ad un massimo di 500.000 euro, in ciascun periodo di imposta interessato dal decreto. Al momento gli anni coinvolti sono il 2013, il 2014, il 2015, mentre per il 2016 potrebbe occorrere un'ulteriore proroga. Quanto alle aziende che decideranno di investire ed acquisire partecipazioni in start-up innovative, i cosiddetti soggetti IRES, potranno dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati, fino a un massimo di 1.800.000 euro in ciascun periodo di imposta. Associato al decreto sviluppo, l'Italia è il primo paese in Europa ad essersi dotato di una normativa specifica e organica relativa al solo equity crowdfunding, ovvero relativo alla raccolta di capitale di rischio tramite portali web, solo per le start-up innovative. Si parla di equity-based crowdfunding quando, tramite l'investimento online, si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società. In tal caso, la ricompensa per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa. In Italia esistono più di una decina di portali di equity crowdfunding. Questi portali possono essere ordinari, quando hanno svolto la procedura di accreditamento della Consob, o speciali, ovvero già vigilati dalla Consob come portali promossi da banche, società di intermediazione finanziaria, fondi e così via. Attenzione! Per ovviare ai problemi legali connessi allo scambio di denaro o alla costituzione di aziende attraverso il web, la legge definisce che il 5% del capitale sociale della startup che ha raccolto capitali online deve essere sottoscritto da investitori professionali, quali fondazioni bancarie, incubatori certificati, SIM, intermediari finanziari o banche. Passiamo ora alla descrizione delle agevolazioni in ottica di strumenti finanziari e deroghe alla tradizionale disciplina delle società. Si è stabilito, in favore delle start-up innovative, una serie di deroghe all'applicazione di norme di legge in materia di obblighi di riduzione del capitale in presenza di perdite. Alle start-up innovative è consentito ridurre il capitale sociale per perdite entro 2 anni anziché entro l'anno successivo. I diritti dei possessori di quote di SRL. A differenza della disciplina ordinaria, è consentita la creazione di categorie di quote aventi diritti diversi rispetto alle quote ordinarie
e anche di quote prive del diritto di voto. La crisi di impresa. Le start-up innovative in crisi non sono assoggettate al fallimento né alle altre procedure concorsuali, potendo invece accedere alle più semplici procedure di riorganizzazione del debito e di liquidazione del patrimonio, previste dalla legge numero 3 del 2012. La gestione e l'offerta di quote. Nelle start-up innovative, a differenza delle SRL tradizionali, è possibile offrire strumenti finanziari ai collaboratori o ai dipendenti, come parte flessibile della remunerazione. Inoltre è previsto il Work for Equity, vale a dire la possibilità di remunerare con partecipazione al capitale dell'impresa fornitori, partner e collaboratori. La startup innovativa, quindi, diventa un riconoscimento che ha delle agevolazioni normative importanti e degli incentivi molto interessanti. Agevolazioni e incentivi sono utilissimi per snellire e supportare l'avvio di impresa in modo concreto e veloce. Detto questo, quindi, se avrete intenzione di creare una nuova azienda, che sia digital, che sia uno spin-off universitario o di qualsiasi altro tipo, verificate sin da subito la possibilità di essere riconosciuti come startup innovativa.